L'Alto Adige sarebbe pronto ad accogliere a braccia aperte i comuni di Cortina d'Ampezzo, Colle Santa Lucia Levina a Longo del Col di Lana. Non è mai stato un mistero e dietro la dichiarazione c'è più di una semplice provocazione. I tempi per dare un significato all'esito del referendum del 2007 promosso dai 3 comuni ladini storici che a larghissima maggioranza dissero sì al distacco dalla Regione Veneto e alle conseguenti annessione alla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige sembrano maturi. Ma a 5 anni da quel referendum non si è mosso più nulla e ieri nelle sale del municipio di Cortina si è riunita la consulta dei 3 comuni ladini storici alla presenza dei referenti delle comunità di Colle Santa Lucia e di Ampezzo. In sostanza ha preso atto della decisione della Regione Veneto di dare parere favorevole alla richiesta di cambio di regione del comune di Sappada. La consulta ha deciso di attivare il comitato referendario per intraprendere i successivi passi volti a ottenere dalla Regione Trentino-Alto Adige e la Regione del Veneto i medesimi pareri. Ma se uno ja natürlich pare più che scontato, sembra difficile se non impossibile il parere favorevole della Regione Veneto, che di lasciare andare Cortina proprio non ne vuole sentire parlare. Diverso il ragionamento per Sappada, che dopo il sì di Venezia ora ha fretta di andare a Roma. Visto che la legislatura volge al termine, la cosa importante è strappare almeno il parere di una delle 2 Camere o comunque un parere in commissione in questo momento, quella dove siamo incardinati, è la Commissione Affari Costituzionali al Senato. Il sì del Veneto si è offerto a diverse chiavi di lettura politica. L'autodeterminazione dei territori è stata riconosciuta. D'altra parte anche chi ha sostenuto che serve un messaggio allo Stato centrale per mettere al centro i problemi della montagna e questo lo si dà solo aprendo la discussione sui confini, credo che sia una lettura anche questa condivisibile. Sbaglia chi crede che dietro la voglia di lasciare il Veneto ci siano solo provocazioni, dice il vicepresidente di Palazzo Ferro Fini. Non sono provocazioni nei confronti della Regione a mio avviso, sono provocazioni e sono proteste al malessere di un territorio che è marginale, che è periferico e che lo Stato centrale non riesce a soddisfare nelle esigenze primarie. Quanto al referendum dei 3 comuni ladini storici, la consulta spera che gli enti interessati forniscano in tempi celeri una risposta nel nome della volontà popolare per dare ai 3 comuni gli strumenti necessari per riproporre al governo centrale quanto già richiesto tempo fa.